Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Buona giornata, bentrovati, è la terza puntata di Voci dallo Sport e noi andiamo naturalmente a parlare di determinati sport, prima fuori onda e poi ne parlavamo subito di un altro sport minore, anche se non ci piace, come abbiamo detto parlando del pattinaggio nelle puntate scorse, parlare appunto di sport minori. Per noi sono tutti grandi sport e quello di oggi è sicuramente un grande sport. Io saluto Fabio Gallinaro, laureato chimico industriale, con un passato da atleta in nazionale di bob, eccoci qui signori, nel 2005-2008, poi dirigente agonistico del bob, vice manager alle recenti Olimpiadi, insomma abbiamo fatte di così. Ci siamo tenuti impegnati. Siamo impegnati, bene, intanto benvenuti e bentrovati. Grazie. E poi Marco Tessari. Giusto il Tessari, giusto? Tessari, Oh, perfetto. Qui siamo ad un atleta che è nazionale dal 2006 al 2010, 4 anni piuttosto impegnativi, poi sei allenatore della Federazione del Bob Club e vice direttore di gara sempre per quanto riguarda il bob, insomma lo sliding e tutte queste cose che poi amplieremo e scopriremo in questo nostro programma. Allora, come vi dicevo, parlando di pattinaggio, nelle puntate scorse abbiamo detto sport minore, cioè l'hanno detto loro, l'hanno detto quelli del pattinaggio. Voi vi sentite sport minori? Assolutamente no. Oh, che bello! Questa è una bella risposta, perché guai sentirsi sport minore, anche se, dobbiamo dirlo, poi noi siamo dall'altra parte della barricata, molte volte c'è poco utilizzo delle telecamere o poco utilizzo dei media, no? Perché questo... Sì. Diciamo che è uno sport poco conosciuto dai più, però se uno lo prova se ne innamora. Anche e soprattutto l'occasione che abbiamo avuto con le Olimpiadi hanno, diciamo, riacceso il fuoco su tutte le attività della pista di ghiaccio. E questo, bella questa del riaccendere il fuoco sulle piste di ghiaccio. E voi siete tra l'altro trevigiani, perché insomma uno da Badoere, giusto? E uno da Montebelluna, quindi più trevigiani di così. Cosa vi ha spinto a scegliere il bobo? Come ci siete arrivati? Beh, per me è stata colpa di un coneglianese. Ne parlavamo prima, lo salutiamo, Andrea Meneghin. Esatto, che è stato il mio allenatore di atletica, di lanci. E parlando durante un allenamento di atletica gli ho chiesto ma com'è che si può iniziare la pratica del bob. Mi ha messo in contatto con appunto il Bob Club Cortina nel lontano 2002 e da lì è iniziato un po' il percorso. Mentre per il montebellunese? Il link è molto facile perché è stato Fabio, eravamo compagni di squadra in atletica e mi ha detto Marco potresti avere le caratteristiche giuste, sono andato a provare, è andata bene e da lì insomma è cominciata questa. Quindi Andrea Meneghin ha fatto tutto ciò. Andrea Meneghin, lo ricordiamo per chi magari non lo conoscesse, bob sì, e anche atletica nel lancio del peso, se non erro. C'è questo legame con l'atletica? Perché mi pare che il Bob Cortina, per esempio, lavori proprio con una società nostra trevigiana, collabori con una società trevigiana, no? Esatto. Cosa serve a un bobbista per essere competitivo? Deve avere delle buone doti di spinta. E le doti di spinta le ritroviamo in diversi sport, tipo l'atletica leggera, sollevamento pesi, il football americano e quindi allenatori di atletica magari individuano atleti con un buon potenziale, lo invitano a provare prima sul pistino di spinta estivo e poi sulla pista vera e propria con la discesa completa. Sì, lo spintino che stiamo vedendo e che i nostri telespettatori possono vedere
È una delle cose che quando sono salito a Cortina per venire a intervistare tempo fa appunto il Bob Cortina, mi hanno fatto scoprire questo pistino che, scusatemi nella mia ignoranza, non immaginavo esistesse, non sapevo che ci fosse. Mi dicevate che è fondamentale. Sì, è fondamentale perché, stiamo vedendo anche delle immagini nel background, molta della parte dell'allenamento che dura tutto l'anno è volta a rendere la spinta il più efficiente possibile, e questo pistino in sostanza simula quella che è la prima fase di una pista che è lunga 1,5 chilometri, in questa prima fase che è la fase di spinta, e quindi ci permette di allenarci che durante l'estate per migliorare la tecnica, la coordinazione e la coordinazione degli atleti. Perché magari qualcuno che è all'ascolto e in visione che non sa che il bob insomma non si fa solo d'estate, solo d'inverno, scusatemi, ma si fa anche d'estate in questo modo. Esatto, diciamo che la parte estiva Chiaro. è volta alla preparazione atletica, e la preparazione atletica include anche degli allenamenti sul pistino di spinta, appunto per allenare questo fondamentale che è importantissimo. Prima accennavate giustamente a questa pista, questa rinnovata e nuova pista di Cortina d'Ampezzo. Io sono uno dei fautori, insomma, la volevo sta pista perché ricordando anche l'Eugenio Monti di una volta, insomma, e la televisione che una volta riprendeva molto di più queste gare, insomma, avevamo ancora il ricordo, il bel ricordo. È stato importante, immagino. Assolutamente sì, vivendo appunto anche in prima linea l'evento olimpico è stato motivo di orgoglio ricevere i complimenti da parte innanzitutto dai vertici delle federazioni internazionali e anche dalla nazionale tedesca, che è molto difficile ricevere complimenti. Perché loro sono praticamente il GOAT di questi sport, e ricevere complimenti sulla preparazione della pista, sulla sua realizzazione è stato motivo veramente di orgoglio. Tanto è vero che punterebbero a far sì che la pista di Cortina diventi il centro mondiale per l'addestramento giovanile, quindi non solo una cosa italiana ma a livello globale. Questa sarebbe una gran bella cosa. Posso testimoniare, insomma, perché avevo visto in TV e avevo sentito proprio una frase di questo tipo, non so se nello slittino mi pare, che ci fu, non lo so se la Germania o un'altra squadra, scesa dallo slittino, disse: complimenti agli italiani che hanno fatto una grandissima gara, sottolineando il fatto che devono allenarsi non qui in Italia ma fuori, quindi complimenti, quindi quello che dicevi tu, calza a pennello, giusto? Assolutamente, la pista sarà l'occasione per creare un vero humus dove futuri atleti e campioni verranno fuori, in questo crediamo fermamente. Quando siamo saliti in quel di Cortina mesi fa, il vostro presidente, il presidente del Bob Cortina, ci disse a me e ai cameraman qui di fronte: state pronti che anche in estate possiamo farvi scendere con un gommone per farvi provare l'ebbrezza. Sarà possibile per i turisti una cosa di questo tipo o come la vedete? Sì, allora la pista non vive solo di competizioni, ma vive anche di attività turistica, e adesso si stanno implementando, si stanno pensando attività diverse per appunto far lavorare questo impianto anche nei mesi estivi, e sia con discese con un bob vero da competizione, un bob a 4 pilotato da appunto piloti esperti e con un frenatore dietro che frena il mezzo al termine della discesa, sia con dei gommoni che sono dei bob molto più semplici, che non hanno bisogno di pilota e che permettono comunque di raggiungere velocità abbastanza notevoli buone, e dare un po' di adrenalina. Non vi ho chiesto prima qual era il vostro ruolo nel bob, intanto bob a 2 o bob a 4? Indifferente. Fate entrambi. E quindi stavate dietro, stavate davanti? Eravamo dei frenatori, cioè il frenatore è il termine tecnico che si usa per definire o il frenatore singolo che c'è nel bob a 2 oppure i 3 che spingono dietro al pilota. E quindi sì, io ero o ai freni o uno degli interni, Fabio faceva solo l'interno.
che poi così dietro le quinte parlavamo e dicevamo che non è così semplice essere un frenatore o un ultimo, perché bisogna fidarsi ciecamente di quello che sta davanti. Sembra è la verità. Quando si scende a più di 130 all'ora e in sostanza si danno le chiavi della guida al pilota, perché questo vuol dire fare parte dell'equipaggio, o ti fidi, quindi si impara tutto ciò. Anche perché non puoi scendere durante il percorso, quindi dire no ragazzi non mi fido, scendo, no? Quindi bisogna andare. Infatti è molto importante creare un feeling tra pilota e equipaggio, perché appunto chi deve fare la spinta deve intanto fidarsi ciecamente del pilota, perché se si ha paura anche la prestazione della spinta ne risente. E parlando anche con i miei vecchi piloti, si accorgevano durante la discesa se un frenatore aveva paura oppure no, perché sentivano il mezzo un po' più rigido del solito, quindi a fine discesa arrivava subito. Adesso lo potete dire, ma avevate un po' di paura oppure no? No, perché se no non si fa sta sport. Vabbè, la paura. Paura c'è sempre. Paura, sì, non c'è coraggio se non c'è paura, ma un po' di ebbrezza, te lo danno sempre, sì. Allora, una domanda, ritorniamo un attimo più quali sono le attività per reclutare giovani a questo punto, perché qui il Bob Cortina, per esempio, avrà la necessità adesso di espandersi ulteriormente. Come state lavorando e cosa farete? Beh, allora, intanto il Bob Club Cortina ha iniziato una campagna di reclutamento anche nello slittino, sport che non era considerato fino alle Olimpiadi di quest'anno, perché la vecchia pista non era omologata per lo slittino. Quindi adesso, in collaborazione con la nazionale italiana, abbiamo avviato degli incontri presso le scuole del Cadore, principalmente Cortina e San Vito, e tipo sabato scorso abbiamo fatto un primo evento introduttivo per far conoscere lo slittino ai giovanissimi, tant'è vero che erano presenti ragazzini dal 2013 al 2017, perché per lo slittino si può iniziare l'attività in pista a 8 anni. Quindi, proprio i tecnici ci hanno detto se ce li portate piccoli siamo più contenti, perché hanno più tempo per imparare. Tipo se si presentava un ragazzo di 16 anni, non dico che è tardi, ma avrà meno possibilità rispetto a un ragazzo che inizia prima. Ma e come vedono? Cioè, c'è questa rinata, diciamo, non voglia, ma questo rinato spirito Cortina oppure nelle zone montane anche qui vicino a noi, per sentirsi di nuovo per creare qualcosa di importante? Assolutamente sì, le recenti Olimpiadi hanno proprio risvegliato questa voglia di sport e anzi, soprattutto per i risultati della stessa Olimpiadi, dove l'Italia ha conquistato un medagliere molto importante e quindi c'è molto movimento in quel senso. Ma quanto, lo abbiamo già sottolineato e l'avete anche già detto, quanto importante è avere questa nuova pista? Con molte polemiche poi finalmente si è dato un po' tutto, c'è la funzionalità di questa pista, quanto importante può essere? Beh, tantissimo. Vi faccio un esempio, al termine dell'Olimpiade come direttore agonistico ho raccolto le adesioni per provare queste 3 discipline. Abbiamo avuto tra bob, skeleton e slittino circa 50 richieste. E per esempio a Torino, nei 6 anni che la pista ha funzionato, non è venuto fuori un solo pilota. C'era un po' di movimento per quanto riguarda i frenatori, ma non ricordo un pilota prodotto dall'impianto di Torino. Ma questa è una bella risposta. Sì. Infatti è stato un peccato non aver potuto fare attività i 15 giorni a marzo, erano previsti anche i campionati italiani e purtroppo per motivi burocratici, non di funzionamento, perché purtroppo sui giornali sono uscite notizie inesatte. E eravamo pronti, la pista era perfettamente funzionante, ma proprio per motivi burocratici assicurativi non siamo riusciti a prolungare l'attività per quei 15 giorni aggiuntivi. Che sarebbero stati altri 15 giorni magari di Olimpiade che andava bene, no?
scherzando così, però non è proprio da scherzare tanto, perché più ne parli di questi benedetti sport e più naturalmente si sviluppa il movimento, che è quello che giustamente si cercava. Ne parlavamo appunto mesi fa con il Presidente, proprio la voglia di ritornare ad essere importanti, perché la pista di Cortina, per tutti i suoi personaggi, per tutti i suoi valori, per tutte le medaglie che abbiamo preso, è importante, è fondamentale. È fondamentale. Tant'è vero che abbiamo già assegnate le Olimpiadi giovanili del 2028, sempre sull'impianto di Cortina, e appunto in vista di quell'evento il Bob Club ha avviato l'attività di reclutamento per lo slittino, ma continua quella per il bob e per lo skeleton. È una cosa di cui mi occupo anche personalmente, ho già stretto dei legami con le federazioni di atletica leggera, in primis, specialmente del Triveneto, per tentare di portare anche i giovanissimi alla conoscenza e alla pratica di questo sport, e se qualcuno è competitivo c'è questo grande avvenimento in casa. Quindi... La domanda, diciamo, da genitore, anche se ormai sono un po' vecchiotto, ormai da genitore sono quasi per nipote ormai, ma cosa spinge uno, cosa dite ad un ragazzino che magari ha giocato fino all'altro giorno a pallone e magari qualcuno gli dice dai, prova a fare il bob, prova a fare lo slittino, prova a fare lo skeleton, che gli dite? Allora, in realtà non c'è tanto da dire, perché quando, e l'abbiamo visto anche nel recente organizzazione dell'evento con i ragazzi che spingono, portare lì dei ragazzi che hanno già una natura e un piacere per lo sport e metterli là sul pistino, che alla fine è anche una piccola giostra, è una piccola giostra, si vede subito l'entusiasmo e la voglia e che ti chiedono subito quando faremo il prossimo evento e via dicendo, quindi non serve tanto, basta un attimo soffiare su quella voglia di sport e quel brivido che dà l'adrenalina che è la discesa. Sono giovani, gli ultimi che sono venuti su in pistino erano anche giovanissimi e proprio una bella aria di sport e di voglia di fare. Quindi in conclusione possiamo dire che si riparla finalmente di bob, di sport invernali in questo tipo, e si riparla di una società importante come il Bob Cortina. Esatto, il nostro intento sarà quello appunto di portare più giovani possibili alla pratica di questo sport, e se qualcuno avrà le doti ci sarà un futuro nella squadra nazionale. Ma voi li istruite, gli dite fai il frenatore oppure allora, da esperienza? Allora, di solito si partiva da frenatore, si faceva una stagione per capire anche un po' come funzionava, e poi si passava al posto di guida e si vedeva se uno era capace di... Ma per esempio un bambino che gioca a calcio dice voglio fare il Ronaldinho di turno, qui uno vuol fare il pilota anche sul bob? Beh, adesso con i ragazzini di 14-15 anni li invitiamo subito a guidare, perché alle Olimpiadi giovanili abbiamo il monobob, quindi l'atleta deve spingere e guidare, quindi devi imparare a fare tutto. Ma su un pistino così oppure no, sulla pista? I primi passi li faremo in pistino, e poi ci sarà tutto il percorso di addestramento sulla pista vera con la discesa completa. Si partirà da metà pista, poi da 3/4, bisogna che comunque vengano rispettati tutti i parametri di sicurezza. Esatto. Quindi direi che non vi mancherà, oltre che il divertimento, anche la voglia di fare e il lavoro. Assolutamente no, e insomma stiamo aspettando di ripartire con la prossima stagione e di appunto raccogliere tutti questi nuovi ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera sportiva e avviarli verso questo percorso. Ma a Montebelluna vai, come Andrea Menighin fece con lui, vai in cerca di qualcuno? Certo, allora... E quando ti vedono... quello del bob, un po' sì, insomma, si è creata un po' la voce e poi si crea questa sintonia anche appunto con le società sportive, queste cose dove si crea subito un interscambio. Quello potrebbe essere un ragazzo buono per fare questo sport, e da lì insomma si muovono rapidamente le cose. E a Badoere tra un asparago e l'altro? Sì, ma abbiamo cominciato a espandere il raggio d'azione, quindi adesso in tutto il Veneto si sente parlare. E l'importante è questo. Bene.
Io ringrazio Fabio Gallinaro, grazie per essere stato Grazie qui a con voi. noi quest'oggi, e Marco Tessari. Grazie a voi. Ragazzi, in bocca al lupo, buon lavoro, perché non mancherà, ma noi saremo vicini a voi per quanto potremo fare. Viva il bob e viva gli sport invernali, che non sono minori. Buona giornata, la prossima puntata la prossima settimana, tra un paio di settimane, con Voci dallo Sport. Voci dallo Sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.